Scopri la nuova linea di trattamento Dermolab in tutti i nostri negozi Tigotà. Centro Benessere Columbus, centro specializzato e qualificato a vostra completa disposizione per trovare la giusta risposta ad ogni esigenza del vostro corpo. Piscine Columbus. Qui, oltre ai numerosi trattamenti di bellezza viso e corpo proposti, potrete associare rilassanti sedute in saune finlandesi e bagno turco in un ambiente esclusivo. Trascorrere piacevoli giornate tra le calde acque termali delle piscine e vasche idromassaggio, assaporando la meravigliosa sensazione di star bene con il proprio corpo e la propria mente, ritrovando energia e vitalità. Aperto tutto l'anno, anche fino a tarda sera. Piscine Columbus, Abano Terme Padova. Per informazioni telefono 049 8601 555 o 049 8600 744. Amici di Telecittà, buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Padova Gol, lunedì 20 febbraio del 2012, sono le 20.07, siamo in ritardo di qualche minuto, ma per allestire tutto in fretta e furia siamo stati costretti a fare veramente i salti mortali e entriamo subito nel vivo perché è un weekend, quello che è andato in archivio, che ha preceduto la pausa di campionato della Serie B, che andrà in coincidenza del prossimo weekend. Si tornerà con il mese di marzo a giocare sui campi per quello che viene definito ormai comunemente il vero campionato da marzo in poi, quello in cui si deciderà tutto, ma ci sono tanti recuperi, tanti argomenti di cui parlare e andiamo subito a presentare i nostri super ospiti di questa sera. Ringrazio personalmente entrambi per essere qui presenti. Buonasera al presidente del Cittadella, Andrea Gabrielli. Buonasera Andrea. Buonasera. Grazie di essere tornato da noi, è la prima volta che vieni quest'anno, lo scorso anno ci sei venuto a trovare, insomma mi sembra che comunque i risultati quest'anno siano ancora più soddisfacenti e ci sia anche maggiore serenità, insomma, perché poi quando i risultati arrivano da parte di tutti poi c'è anche, come posso dire, la capacità di organizzare il lavoro in modo ancora più sereno di quanto non sia comunque sempre. Sì, non c'è dubbio che quest'anno stiamo facendo più di quello che pensavamo, più delle aspettative e ci stiamo godendo bene questo campionato che, a differenza dell'anno scorso, proprio dove navigavamo sempre a ridosso dei play-out con una pressione abbastanza forte, quest'anno invece siamo veramente soddisfattissimi, non ci aspettavamo questa pronta capacità di gestire le partite da parte del nuovo organico. Abbiamo avuto bisogno in fase iniziale di un po' di tempo, poi le cose sono subito partite per il verso giusto. Ecco. E poi abbiamo il direttore sportivo della squadra prima in classifica in questo momento, in attesa del posticipo Torino-Sampdoria che andrà in onda e andrà in scena fra qualche minuto allo Stadio Olimpico. Buonasera Mauro Gibellini. Buonasera a tutti. Insomma, sei di nuovo ospite nostro per la seconda volta quest'anno, insomma, nel frattempo le cose sono particolarmente migliorate per il Verona che è arrivato a un traguardo che temporaneo sì, ma a cui nessuno pensava, forse penso nemmeno voi. No, francamente no, così alti in classifica non pensavamo di essere a questo punto, anche se la sensazione che io ho avuto fin dal primo allenamento che ho visto della squadra è che la qualità fosse notevolmente migliorata rispetto a quella dell'anno scorso e nel contempo, avendo mantenuto quasi totalmente l'organico dell'anno scorso, abbiamo contato anche sul fattore coesione che era già presente, quindi non abbiamo avuto modo di dover stravolgere la squadra e a tutt'oggi giocano ancora 8-9 undicesimi della squadra dell'anno scorso, quindi se siamo lì non è per caso secondo me. Poi in effetti il vostro caso, Mauro, è abbastanza significativo perché ricalca in parte o comunque insomma, la favola del Novara promosso dalla Serie C alla Serie B, dalla Lega Pro alla Serie B e poi insomma confermando quasi tutta la squadra con qualche correttivo opportuno, poi ha fatto il doppio salto di categoria, cosa accaduta in passato anche al Como, al Modena, insomma ad altre squadre che sono state in grado di compiere il doppio salto. Ti sei dato una spiegazione sul perché succeda questo? Cioè c'è poca differenza alla fine fra la Serie B, una certa Serie B e la Lega Pro, oppure effettivamente quando poi si crea un certo meccanismo alla fine l'onda viene cavalcata fino in fondo? Tra le migliori squadre della Serie C e la Serie B non c'è questa enorme differenza intanto tecnica.
Poi ribadisco, oggi nel calcio che facciamo al giorno d'oggi, dove l'affiatamento, la corsa, la disponibilità, il sacrificio dei giocatori è fondamentale, avere già una base di partenza nella quale i giocatori si vogliono bene, si stimano, in campo si aiutano, si danno una mano, è molto importante, per cui partire da quella base per noi è stato sicuramente un vantaggio. Andrea, invece parliamo di Nocerina Cittadella, una partita abbastanza difficile, però abbiamo in collegamento, ringrazio di essere intervenuto, il presidente della Nocerina Giovanni Citarella. Buonasera Presidente. Buonasera, buonasera. La ringrazio di essere intervenuto. Abbiamo qui con noi due graditi ospiti, il presidente del Cittadella Andrea Gabrielli e il direttore sportivo del Verona Mauro Gibellini. Presidente, l'abbiamo chiamata, ci siamo sentiti un saluto prima ai vostri ospiti. Grazie, buonasera. Ecco, buonasera, piacere Presidente. Stavamo parlando anche così prima che iniziasse la trasmissione con il presidente Gabrielli di questo episodio, insomma di queste dichiarazioni del portiere del Cittadella Alex Cordaz, che così in un'intervista al Mattino di Padova andata in edicola oggi ha parlato appunto di un brutto episodio avvenuto nella notte fra venerdì e sabato, con l'esplosione di una bomba carta alle 2 di notte nella hall, comunque all'interno del recinto dell'albergo del Cittadella, e poi praticamente di una telefonata minatoria ricevuta attorno alle 2:30. Ecco, ci siamo già sentiti nel pomeriggio, so qual è il suo pensiero, però volevo così che lei lo ribadisse un po'. Ma lo ribadisco senza ombra, cioè io sono solidale con l'atleta, perché sono cose che non fanno parte del nostro stile e ci viene riconosciuto da tutte le società, ma anche dallo stesso Cittadella. Noi cerchiamo di dare la nostra massima ospitalità. Purtroppo quello che accade nei posti, negli alberghi dove le squadre ospite risiedono, non siamo in grado di poter anche sopperire, controllare a questa. Però sono d'accordissimo, sono solidale col calciatore. C'è anche della stupidità da parte del gestore dell'albergo, che ha passato, perché poi mi sono informato, ha passato una telefonata dal centralino, cosa assurda, cioè l'albergo non si doveva permettere di passare una telefonata interna ad un atleta che è in ritiro. Assolutamente condanno questi episodi, perché non fanno parte del nostro stile, che ci stanno comunque contraddistendo in tutta Italia con tutte le squadre che ospitiamo. Certo. E noi ci teniamo tantissimo all'ospitalità, quindi non saprei cosa aggiungere. Sono costernato per il calciatore, mi sono dispiaciuto, ma non riusciamo a gestire anche qualche imbecille che prende queste iniziative. Insomma, direi parole importanti, Andrea, insomma, che chiudono questa vicenda. Insomma. Non c'è dubbio, io non avevo senz'altro nulla da eccepire alla dirigenza del Nocerina. Io tra l'altro di questa cosa sono stato anch'io informato leggendo i giornali, per cui è stato molto esplicito il Presidente. È ovvio che non può gestire e controllare il 100% qualsiasi episodio avvenga durante una trasferta o quando ospita qualche squadra. Ci proviamo, però noi ci proviamo. Sì, tant'è vero che quando possiamo dare dei consigli diciamo che è preferibile stare sulle città come Cava dei Tirreni e Salerno e non arrivare diciamo su zone più vicine. Mi sembra che voi eravate a Nocera Superiore come ritiro, giusto Presidente? Sì, è vero. Ecco, noi consigliamo di andare a Cava o a Salerno proprio perché si è un po' più distanti e purtroppo i tifosi non si riuscirebbe mai a Salerno e a Cava. Comunque sono cose che noi come società condanniamo, perché questi imbecilli dovrebbero starsene alle case loro. Presidente, la ringraziamo molto, insomma è un intervento che ci ha fatto molto piacere, insomma una vicenda chiusa per volontà di tutti, anche dello stesso Cordaz, che poi a fine partita ha ricordato, ho ricevuto anche i complimenti da parte della dirigenza e dei giocatori della Nocerina, per cui insomma alla fine un episodio brutto, insomma, che poi si è inserito in una giornata di sport dove il Cittadella ha ottenuto i 3 punti, insomma la Nocerina è lì che lotta col coltello fra i denti, insomma, per cercare di mantenere questa categoria così faticosamente conquistata. Dico
complimenti glieli abbiamo fatti, perché se il Cittadella ha preso i 3 punti deve tanto al suo portiere, quindi erano meritatissimi. Bene, Presidente, la ringraziamo, so che è intervenuto anche nonostante gli impegni, per cui veramente grazie per questa telefonata. In bocca al lupo, Presidente. In bocca al lupo anche a voi. Arrivederci, in bocca al lupo. Saluto, arrivederci. Grazie al Presidente della Nocerina Giovanni Citarella. Dunque chiudiamo anche questo episodio, mi sembra insomma che alla fine almeno siamo arrivati a un punto fermo, direi parole molto nette che insomma ci fanno piacere. Sì, Cordazza ha poi dimostrato sul campo di non poter essere intimidito da questo tipo di messaggi minacciosi, forse avrà avuto ancora più carica. Insomma, qualche volta, Mauro, alla fine questi personaggi che cercano insomma, di gettare fango e comunque di avere comportamenti che fanno male al mondo dello sport, e credo che non sia la prima volta che purtroppo succede, alla fine ottengono l'effetto opposto, perché è stato un boomerang. Cordazza è come se avesse mangiato gli spinaci, braccio di ferro, e ha cominciato a parare tutto quello che arrivava dalle sue parti. Ma in effetti è così. Io che ho fatto il calciatore posso sottolinearlo. Quando trovi uno stadio, io giocavo attaccante, quindi trovavo spesso degli stadi dove ti fischiavano sempre in continuazione ogni palla che prendevi, proprio perché avevano paura di te, perché poi è una dimostrazione di paura quella lì, no? E effettivamente ti danno una carica in più, quindi sono delle stupidaggini che andrebbero assolutamente evitate, e invece il calcio che piace a me è quello di quel bambino che ha esposto quello striscione che è simpatico, che è bello, che è ingenuo e che è una cosa che fa bene al calcio. Che poi qualcuno comunque non ha perso l'occasione per strumentalizzare a sua volta, perché purtroppo insomma, i grandi sono peggio dei bambini. Esatto. Ecco. Comunque insomma no, ha fatto effettivamente quello striscione a cui si riferisce Mauro, insomma quello comparso a San Siro prima di Inter Bologna, cioè la richiesta di una vittoria, altrimenti i miei compagni mi prendono in giro. È carina come cosa, è questo lo spirito dello sport, sì, per cui combattete anche a Cittadella, insomma. Riporta a quei valori proprio così sportivi di base che è giusto che ogni tanto tornino ad emergere, specialmente dopo questo brutto periodo che abbiamo vissuto sul calcio scommesse, tutte queste cose qui, e fa capire che comunque il calcio è qualche cosa di cui si nutrono un po' nei vari ambienti, anche fin dai piccoli, dai ragazzini, e tifare per una squadra ovviamente è un segno di appartenenza, è uno schieramento forte che il pubblico ha e i tifosi hanno, e quindi è giusto che i giocatori devono sapere che il loro comportamento, ecco, non solo la vittoria in campo, ma anche un giusto comportamento deve essere tenuto, proprio perché sono dei modelli di riferimento. Questa domanda, Andrea, l'ho fatta anche a Claudio Foscarini qualche settimana fa, che è intervenuto in collegamento telefonico dopo essere stato ospite qui da noi. È stato antipatico? Che effetto ti ha fatto vedere il nome del Cittadella in quella grande marasma del calcio scommesse, che spunta un giorno, all'inizio magari non si capisce nemmeno perché, poi si scopre che la squadra avversaria, alcuni giocatori si erano messi d'accordo per perdere, quindi insomma l'insaputa completamente vostra, insomma, e voi venite ad apprendere questo fatto a distanza di tanti anni, di un paio d'anni. Ma nella fattispecie si trattava di giocatori avversari del Mantova, infatti. Non dei nostri. No, ma dico come ci si sente una partita poi vinta 6-0 sul campo? All'inizio c'è un po' di disorientamento nel momento in cui arriva la notizia, il comunicato ANSA e tutto il resto, però eravamo talmente tranquilli del giusto comportamento dei nostri ragazzi, non ci siamo più di tanto preoccupati, tant'è che poi abbiamo visto che alla prova dei fatti noi non eravamo assolutamente coinvolti, ma è chiaro che abbiamo visto talmente tante squadre, tanti nomi, che prendeva dentro un po' tutto, ma è ovvio che non c'entravano le società, e qui ancora una volta c'è anche da dire che effettivamente è un comportamento del singolo che non puoi controllare al 100%. Mi metto anche la responsabilità oggettiva, la famosa nei responsabilità panni delle società oggettiva, che hanno avuto questi giocatori giocare contro di loro, perché alla fine hanno giocato contro la società, si può dire, no? Addirittura cercando di perdere, per cui oltre a questo anche addossare questa responsabilità oggettiva alle società di calcio nella fattispecie, direi che è qualcosa di oltremodo pesante. Ecco. Nel caso nostro, per carità,
eravamo più parte lesa, diciamo, che in causa, ecco, nella questione. Mauro, invece tu hai trascorso una carriera completamente limpida fino a quando non sei finito in mezzo, tuo malgrado, a quella storia di calcio scommesse, per quanto riguarda insomma la vicenda con l'ex direttore del Ravenna Buffone, per omessa denuncia, che è un po' il reato minore, no? che ti è stato contestato, no? Alla fine, quello di non aver denunciato insomma chi tentava di aggiustare una partita, insomma, secondo la procura. Fa parte di questo clima di colpevolismo imperante. In pratica mi sono trovato coinvolto per aver portato uno a comprare del vino nella mia azienda, insomma, questo è il concetto, e quindi mi viene da ridere. Tanto chi mi conosce sa chi sono e sa qual è il mio comportamento da sempre. Ho fatto una bandiera della mia vita questa, di essere una persona corretta e seria, per cui non mi ha sfiorato nemmeno, hai capito, quella cosa. Che fra l'altro, sentendo i tuoi legali, so che tu fino all'ultimo non volevi, tra virgolette, scegliere la soluzione che ti ha portato poi a prendere la pena minore, perché volevi dimostrare in tutti i modi la tua innocenza. Sì, no? Ma perché ero assolutamente innocente di tutto, però alla fine ti fanno capire che se non accetti il patteggiamento ti becchi un anno. Allora, siccome io vivo di questo mestiere... tuo malgrado hai dovuto accettare. Mio malgrado devo accettare, però non con piacere sicuramente, perché avrei voluto fare in maniera diversa. Ma 5 mesi di squalifica, e sei stato costretto anche a saltare la sessione di calciomercato di agosto, e poi ti abbiamo rivisto a gennaio invece all'atto executive. No, l'ho fatta parzialmente quella di agosto, perché fino all'11 di agosto sono riuscito a muovermi, poi dopo lì è scattata la squalifica, ho dovuto fermarmi. Comunque, insomma, una brutta vicenda passata, ma che, ripeto, non scalfisce almeno in me nulla, perché non mi tocca, proprio perché so chi sono e so che com'è il mio tipo di comportamento da sempre, insomma. Ultimo giorno di mercato di gennaio, ci siamo incrociati all'ATA Executive di Milano. La mia domanda era, c'era in ballo, si chiacchierava di Adrian Ricchiuti, e tu mi hai fatto una battuta come a dire: siamo a posto così, spero che non arrivi perché la squadra nostra va già bene così. In effetti mi sembra che la doppietta di Lepie, che è arrivata subito dopo, abbia confermato un po' quella che è stata la tua intuizione nel mercato estivo. Guarda, noi abbiamo costantemente, penso che sia un problema un po' di tutte le squadre, almeno 5-6 giocatori che vanno in tribuna tutte le domeniche. Siccome mister Mandorlini ha una sua squadra nella testa che quasi sempre porta avanti e giocano quasi sempre quelli, abbiamo una decina di giocatori che rispetto alle loro capacità sono sottoutilizzati, no? E quindi secondo me non c'era bisogno di andare a cercare ulteriori cose, proprio perché abbiamo ancora oggi dei giocatori a mio parere bravi, come sono Esposito, come Galli, come Doninelli, come Lepie, che ancora sono per certi Berrettoni, che ancora per certi versi sono ancora inespressi, perché sono stati poco utilizzati rispetto alle loro capacità. Per cui dico, intanto cerchiamo di sviluppare quelli che abbiamo in casa, poi il nostro obiettivo è sempre stato quello di una salvezza tranquilla inizialmente. Oggi ci troviamo lì, saremo anche degli stupidi a non cercare di arrivare fino in fondo, di provarci fino in fondo. A mio parere anche ne abbiamo le possibilità, perché complessivamente la squadra è una squadra solida, una squadra che ha dimostrato affidabilità, però insomma non c'è bisogno di andare a stravolgere un organico che ha dimostrato, a mio parere, di avere raggiunto una coesione e una forma quasi di mutua solidarietà tra giocatori e con la città stessa, hai capito? Andare a toccare, a mettere dei giocatori anche più importanti per certi versi, ma che possono venire a rompere degli equilibri, forse vai a fare peggio che non meglio. Cosa che capita fra l'altro anche, Andrea, a Cittadella, dove anche voi avete un organico molto ampio, molto ricco, con qualche giocatore che è costretto a rimanere in tribuna perché ce ne sono altri che giocano meglio e che meritano magari una maglia da titolare. Un acquisto importante lo avete fatto a gennaio, è arrivato Paolucci, che si è inserito immediatamente, che
forse anche penso in maniera sorprendente, perché non è facile arrivare in una squadra nuova alla prima partita immediatamente a giocare un derby, giocarlo anche bene, poi proseguire su questa strada, e poi anche un ricambio sulla fascia destra, è arrivato Ciancio che è esordito tra l'altro a Nocera Inferiore sabato. Sì, beh, voi sapete, l'ambiente sa come la pensiamo noi sul mercato di gennaio, perché storicamente il Cittadella non ha mai fatto grandi operazioni a gennaio, lo chiamano il mercato di riparazione, e noi cerchiamo invece di aggiustare qualcosa, perché c'è. In questo caso ci è andata bene comunque, le scelte che ha fatto il direttore Marchetti sono state azzeccate, come spesso avviene, quindi devo dire che Paolucci si è trovato subito nell'ambiente, la mentalità molto allineata con quello che è la squadra, il gruppo, e subito si è inserito benissimo e poi ha mostrato sul campo la sua validità. Giustamente è stato subito messo alla prova, gli ha dato subito una forte fiducia e responsabilità a Foscarini, e l'ha utilizzata bene. Ciancio non l'ho visto, io non ero a Nocera e non ho neanche visto tutta la partita, ho visto gli highlight, ma ho sentito parlare molto bene comunque anche di questo ragazzo che ha coperto un po' le nostre qualche leggera carenza che avevamo dietro. Mauro, tu sei stato anche un giocatore del Padova, conosci l'ambiente, conosci la città, hai girato tante città. Ecco, nell'ultimo weekend non è un momento particolarmente brillante per il Padova, che adesso ha 8 punti di svantaggio rispetto a voi e al treno delle prime 2 classificate, anche se ovviamente bisogna aspettare il posticipo di questa sera a Torino-Sampdoria, e c'è stato uno sfogo di Alessandro Dal Canto nel dopogara, in cui ha detto: non mi piace, il tecnico trevigiano, non mi piace l'atteggiamento del pubblico, solo gli ultras ci sostengono veramente, c'è un clima un po' in cui si fischia un giocatore subito immediatamente. Non è forse una prerogativa soltanto di Padova, da molte parti insomma c'è questa parte di tifoseria che insomma un po' è abituata bene, magari insomma che pretende tanto e che forse non aiuta nemmeno tanto i giocatori quando scendono in campo. Cosa ne dici? Intanto da Veneto mi auguro sempre che le squadre venete vadano bene tutte, quindi mi auguro che sia così anche per il Padova. Io penso che i pubblici siano tutti uguali poi alla fine dei conti, insomma io tu sei stato in tante vengo piazze. Fuori da un'annata travagliata, quella dell'anno scorso, dove la prima parte del campionato anche i nostri giocatori hanno subito quello che stanno subendo quelli del Padova, forse in maggior maniera, perché se tu sai che il pubblico di Verona è particolarmente caloroso. No? Ma infatti io dico questo, poi alla fine voglio dire, chi ha girato un po' l'Italia, io l'ho fatto un pochino, quello che sono riuscito insomma in questi anni, le varie piazze fra Brescia, Bergamo, Bologna, insomma sono tutte piazze in cui quando le cose vanno male tutto il mondo è paese, succedono dappertutto le stesse cose. Ti dico anche da ex calciatore che alla fine dei conti, se uno ti insulta o ti fischia, vuol dire che tiene a te alla fine dei conti, cioè che c'hai un pubblico che tiene alla propria squadra, e quindi anche se ti insulta e ti fischia ti fa sentire vivo lo stesso, magari ti fa arrabbiare in quel momento, ti girano le scatole, però può anche stimolare una reazione. Però stimola, e quindi alla fine dei conti io l'ho sempre sostenuto, preferisco essere all'Hellas e prendermi gli insulti che essere in una società, hai capito, dove c'è quasi indifferenza, hai capito? Questo io penso che un giocatore che viene a Padova con una presidenza così importante negli investimenti come ha dimostrato di essere quella di Cestari, e con delle ambizioni ben precise, dichiaratamente cercano di andare in Serie A, è logico che appena le cose scricchiolano, logicamente vengono fuori i mogugni, ma si tratta insomma, poi di passare normale. Il momento, magari tra 5 domeniche siamo a parlare di un altro Padova, di un'altra situazione.
Invece Andrea, tu ovviamente a Cittadella con la dirigenza, con i tifosi vivi un rapporto completamente diverso, insomma ci sono anche molte meno attese perché già c'è la consapevolezza che la Serie B sia una sorta di regalo, di dono a cui attingere ogni settimana, insomma come la vedi l'atmosfera? Noi questa cosa l'abbiamo vissuta un po' l'anno scorso, bisogna dire la verità, nel nostro piccolo abbiamo avuto anche lì qualcosa è successo, sì. Una serie di critiche, lo sai bene anche tu, fino alla fine del campionato, finché non ci siamo salvati, poi alla fine si è capito che le aspettative del pubblico comunque, alla fine sai, nessuno ci sta a vedere, a soffrire ancora, rischiare, vedersi indietro rispetto agli altri, perdere. Perché come il Chievo, no? Arriva in Serie A, poi viene dato per acquisito, non è che c'è, come posso dire, la consapevolezza alla fine che è un grandissimo traguardo da difendere, poi alla fine la gente vuole sempre il massimo, no? Poi, soprattutto da un certo punto di vista capisci che non puoi vivere di rendita, cioè non fermarti mai e devi stare sempre un po' attento, però è anche giusto... Devi continuamente rinnovarti. Sì, ma è anche giusto che per me prima di tutto la squadra va sostenuta, quindi prima di tutto va sostenuta. È il primo obbligo, poi la critica ci sta, deve essere però costruttiva e deve andare verso una direzione che crei, che solleciti gli atleti e che crei anche comunque una forma di entusiasmo sulle cose, perché altrimenti si corre il rischio di impantanarsi, no? su una sterile diciamo, offesa della struttura, di chi ha lavorato e di chi si è dato da fare. Quindi è un tema questo abbastanza ricorrente, non possiamo dire che esistono piazze tranquillissime sotto certi aspetti. Sono più tranquille, magari più tranquille, però insomma... Quest'anno per esempio, anche all'inizio, il fatto di aver rischiato così tanto, di cambiare 8 undicesimi, lasciare tutta la vecchia guardia, ci siamo messi anche lì un po' di fronte a delle critiche, però alla fine abbiamo visto che è prevalso così, il pubblico ha premiato anche questa scelta coraggiosa. Alla fine, sai, se dimostri che hai operato in ogni caso a ragion veduta, con razionalità, ed è giusto che anche loro considerino comunque i grandi sforzi che abbiamo fatto, perché alla fine in ogni caso, conoscendo la storia della società, di come abbiamo lavorato nel passato, io credo che è un aspetto questo che va tenuto conto, fermo restando che ovviamente, come dicevo prima, le critiche si possono accettare se sono costruttive e se vanno verso una direzione allineata con la società e con la squadra, col gruppo, con tutti. Quest'anno stanno andando molto bene le cose, quindi senti, da quel punto di vista siamo soddisfatti. Ti aspettavi un Padova magari in una posizione di classifica migliore a questo punto della stagione, considerate le premesse, oppure tutto sommato insomma ci può stare un periodo anche di questo tipo? Beh, personalmente le aspettative credo fossero per una posizione più vicina alla testa della classifica. Sì, alla testa, al vertice proprio della classifica, però nel calcio nulla e niente è certo. Io comunque stimo molto Dal Canto, credo che sia un bravissimo allenatore e credo che vada in questo momento sostenuto. Non c'è niente, almeno per l'esperienza che è poca, però ho visto che premia il fatto di dar continuità e di seguire e di sostenere chi tiene le redini della squadra. In questi momenti non deve esserci una frattura, una rottura, non deve insinuarsi un dubbio, sarebbero cose deleterie, quindi io mi auguro che si rimetta subito in corsa, anche non c'è niente di compromesso assolutamente, quindi in ogni caso sai, il calcio non è matematica, non è certezza e non è mai sicuro che si arrivi all'obiettivo solo perché sulla carta sei favorito dal contenuto tecnico dei giocatori, ci sono tante altre cose, però ripeto, Dal Canto per me va assolutamente rispettato, sostenuto, incoraggiato, è un ottimo elemento. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità e poi per il quiz e poi torniamo per la seconda parte, il rush finale di Padova Gol con Mauro Gibellini e Andrea Gabrielli.
Per il quiz della prossima settimana il risultato da indovinare è quello di Padova Albino Leffe, in programma allo Stadio Euganeo sabato 3 marzo alle ore 15. Per rispondere vai sul sito www.padovagol.it e scrivi alla redazione inviando la tua risposta. Il primo che risponderà in maniera esatta riceverà un paio di scarpe in regalo offerte da Lotto. Scopri la nuova linea di trattamento Dermolab in tutti i nostri negozi Tigotà. Centro Benessere Columbus, centro specializzato e qualificato a vostra completa disposizione per trovare la giusta risposta ad ogni esigenza del vostro corpo. Piscine Columbus. Qui, oltre ai numerosi trattamenti di bellezza viso e corpo proposti, potrete associare rilassanti sedute in saune finlandesi e bagno turco in un ambiente esclusivo. Trascorrere piacevoli giornate tra le calde acque termali delle piscine e vasche idromassaggio, assaporando la meravigliosa sensazione di star bene con il proprio corpo e la propria mente, ritrovando energia e vitalità. Aperto tutto l'anno, anche fino a tarda sera. Piscine Columbus, Abano Terme Padova. Per informazioni telefono 049 8601 555 o 049 8600 744. Eccoci qua, siamo tornati per la seconda parte di Padova Gol. In collegamento con noi dovrebbe esserci il giornalista, l'inviato della Gazzetta dello Sport, Guglielmo Longhi. Buonasera Guglielmo. Buonasera, salve a tutti. Siamo con Andrea Gabrielli, presidente del Cittadella, e con Mauro Gibellini, direttore sportivo del Verona. Buonasera a tutti. Ciao, ciao. Guglielmo, allora in che momento siamo della stagione in attesa di Torino-Sampdoria che inizia fra pochi minuti? Perché lì in testa pian piano qualcosa si sta muovendo, cioè nel senso che le prime 4 stanno un po' staccando forse quelle dietro. Sì, beh, si è sempre detto che il campionato di bici decide tra febbraio e marzo, forse è arrivato il momento così nel quale i giochi cominciano a delinearsi. Al di là poi della partita di stasera, che ovviamente ci potrà dire molte cose, soprattutto sulle possibilità di playoff della Sampdoria, perché il Torino insomma ha una posizione di classifica invidiabile e c'è il Verona che è arrivato, che è primo ed è atteso adesso da 2 scontri diretti importantissimi, tutti e 2 in trasferta, quindi diciamo che nelle prossime 2 o 3 settimane davvero potremo saperne di più. Guglielmo, volevo domandarti, secondo te qual è il problema attuale del Padova? Tu l'hai visto più volte come squadra, in questo momento sta facendo fatica, ha ottenuto 2 pareggi nelle ultime 3 partite e un po' si è staccato appunto dalle prime 4 in attesa anche comunque del recupero col Modena. Ecco, quale problema maggiore vedi all'interno della squadra? Ma io un po' che non lo vedo effettivamente, e già avevo notato una certa fatica nel trovare il gioco, forse è questa mancanza di nell'avere identità di gioco del Padova, perché le individualità non si discutono. La squadra è stata costruita per andare in A la scorsa estate, quindi sicuramente sarà protagonista. Sta faticando forse più del dovuto a mantenere un'identità di gioco stabile. E leggo poi che ci sono stati un po' di contrasti tra dal canto e l'ambiente, una parte dei tifosi, insomma, che certo non aiuta, e una serie di cause che stanno motivando, diciamo, il periodo di difficoltà che dura da un po' di tempo, non è da questa settimana, è da diverse giornate che la squadra sta faticando. Vedremo se saprà recuperare.
mi aspettavo qualcosa di più effettivamente adesso, a questo punto del campionato, però la squadra è stabilmente in zona playoff, quindi non credo che potrà fallire l'obiettivo, però forse era una squadra che poteva aspirare anche alla promozione diretta. Fare qualcosa di più, infatti era l'opinione anche dei nostri due ospiti, quello che tra l'altro insomma preoccupa un po', almeno qui a Padova, è la presenza dietro le spalle della Sampdoria, che da un momento all'altro potrebbe innescarsi e anche recuperare, fermo restando che anche il Varese sta correndo molto velocemente. Sicuramente il Varese ha dimostrato, una partita con Sassuolo, di essere una delle squadre più organizzate del campionato. Da qui a dire che possa poi puntare alla produzione diretta ne corre molto, non credo che ce la faccia. La Sampdoria resta la grande incognita di questo campionato, la grande incompiuta, e secondo me dipenderà moltissimo da stasera, perché in caso di sconfitta credo che proprio al di là della promozione diretta, che ormai è un obiettivo difficilmente raggiungibile, credo che rischi molto anche nel raggiungimento della zona playoff. La squadra è stata cambiata, ricambiata nel mercato di gennaio, insomma sta faticando, l'arrivo di Iachini non ha proprio contribuito a dare la svolta, vedremo stasera. Guglielmo, invece qui in studio abbiamo insomma i due volti al momento del calcio veneto che sorridono, e cioè insomma Cittadella, reduce dalla vittoria di Nocera Inferiore molto importante, che ha spinto ulteriormente in alto la squadra, e soprattutto il Verona, che è primo in classifica, penso contro ogni pronostico, in attesa del posticipo che inizia fra pochissimi minuti. Sicuramente è il Veneto che ride, il Cittadella ormai con Foscarini insomma che è diventato un abitué del campionato, ha dato continuità a tutti questi campionati, a tutte queste stagioni in Serie B. Il Verona è una sorpresa, però nel nostro piccolo noi già la scorsa estate lo indicavamo come una delle possibili sorprese per una serie di motivi, l'ambiente, la voglia di tornare nel calcio che conta, l'entusiasmo, e devo dire che immodestamente ci avevamo azzeccato. Insomma, il Verona secondo me può benissimo andare in Serie A direttamente. Guglielmo, ti ringraziamo per il tuo intervento, ti salutiamo. Grazie ancora. Ciao Guglielmo, ciao. Ciao. Insomma, un po' nel pronostico la Gazzetta in estate il Verona l'aveva messo fra le possibili outsider, ci aveva preso a quanto pare. Sì, ma perché ormai è diventata consuetudine mettere le neopromosse anche tra le squadre possibili sorprese, perché negli ultimi anni è stato un leitmotiv, no? Questo delle squadre che partendo da sotto arrivano ai vertici. Fra l'altro anche la Juve Stabia sta facendo particolarmente bene. Sì, appunto. Poi dirò, insomma, noi alla fine dei conti abbiamo anche un organico di un certo rispetto, non è proprio una squadra da trascurare, ecco, quindi non abbiamo investito come hanno fatto altre, però arrangiandoci anche con un po' di fantasia come fa il Cittadella, qualche volta si riesce a mettere lo stesso in piedi qualche organico buono, ecco. Fra l'altro, a proposito del ragionamento che facevamo prima, Gabriele ha detto c'è il pericolo che si crei una spaccatura che non fa bene in questo momento. Mi fa ridere perché alla fine a Vicenza sabato è successa una cosa praticamente simile, perché il pubblico ha fischiato durante la partita, alla fine del match il direttore sportivo Stefan Schwock ha detto è difficile giocare in un clima del genere, magari i tifosi ci sostengono e poi ci fischino alla fine, e poi Cagni, come dal canto, ha litigato con un giornalista in conferenza stampa per il numero di palle gol, insomma, quindi ancora una volta la dimostrazione che non è che Padova è una città particolare, insomma tutto il mondo è paese, quando le cose non funzionano purtroppo voglio dire l'ambiente alla fine insomma reagisce allo stesso modo, Andrea, come è capitato anche a voi nel vostro piccolo. Nessuno piace perdere o star dietro, ma bisogna anche saper soffrire nel calcio, altrimenti non si va lontano. Tra l'altro tu hai vissuto qualche tempo fa anche il sogno addirittura di poter arrivare in Serie A, perché siete arrivati ai playoff,
avete lottato ad armi pari con il Brescia, uscendo soltanto per il peggior piazzamento poi nella regular season. Una volta parlando con Marchetti e con Braghin, direttore sportivo del Bassano, si diceva in piazze come Cittadella, Bassano, comunque insomma paesi, piccoli paesi, comunque certamente non grandi città, non è che noi puntiamo alla promozione perché non è nella nostra dimensione, però magari si possono creare strada facendo le condizioni, insomma magari cominciano ad arrivare un po' di risultati, l'ambiente ti carica, poi magari arrivano 2 o 3 vittorie, cominci a raggiungere la salvezza con ampio anticipo e magari insomma il pensierino ce lo fai anche. Sì, è bello quando è successo 2 anni fa, è bello vedere quell'entusiasmo che si crea tutto attorno, come c'è stato anche a Padova l'anno scorso, no? Quando arrivi ai playoff si innesca poi una forte pathos, no? Emotivo e a quel punto cominci a crederci, devi crederci e fai il possibile per raggiungere anche quel tipo di obiettivo, nonostante che la struttura, il paese, la realtà non è senz'altro alla portata di una Serie A, però se ti capita hai anche l'obbligo di seguire quella scia, quell'onda positiva. Poi sarà il campo il giudice alla fine, no? Di come è successo con noi. Alla fine siamo usciti dai playoff senza aver comunque perso, siamo stati eliminati per la differenza, sì, per il peggior piazzamento, per il 1-0 al ritorno. E poi il Brescia è stata anche la squadra che è andata in Serie A, quindi alla fine avevamo una bella compagine che sulle ali dell'entusiasmo e dell'ambiente, dell'atmosfera che si era creata era riuscito a fare molto molto bene, un filotto di grandi bei risultati durante il campionato e l'approdo poi ai playoff. Qualche settimana fa, Mauro, Simone Antolini mi ha chiamato a Radio Verona, parlavamo così e sentivo un po' i tifosi discutere, no? E parlare anche dei rapporti interni in società, insomma, e un tifoso faceva una battuta, insomma, se discutono, litigano così e fanno sempre questi risultati, insomma, alla fine ben venga, che vadano avanti pure su questa strada, che insomma, se questi sono i risultati, insomma, alla fine tutti sono contenti. Però anche voi, come hai ricordato giustamente tu, all'inizio dello scorso anno avete passato un momento in cui addirittura c'era il rischio di retrocedere perché eravate penultimi in classifica o terzultimi. Beh, in realtà sì, insomma quel rischio lì non... Sì, cioè, però insomma sulla era carta veramente in reale, sì. Cioè non c'era un organico da retrocedere, però bisogna sempre stare con le orecchie dritte perché poi se imbrocchi quegli anni in cui tutto va male, e qui concordo col Presidente nel dire che il segreto in quei momenti è poi quello di non perdere la testa e di rimanere tutti uniti, compatti. Aggiungo anche una cosa nel nostro caso, che noi per lunghi mesi siamo stati senza il Presidente che aveva problemi di salute molto gravi. E il suo ritorno ha consentito a tutti di ricompattarsi intorno a una figura, perché ci vuole, è inutile che ci raccontiamo balle, poi la proprietà è sempre la cosa più importante di una società, è lei che dà gli indirizzi, è lei che consente a tutti di andare in armonia, perché quando manca si vede, insomma, si sente, quindi nel nostro caso è stato fondamentale anche quest'anno, insomma, per averlo sempre vicino è importante per tutti. Senti, come hai vissuto nei mesi scorsi? È spuntata addirittura una voce che vedeva Mino Raiola interessato ad acquistare il Verona o entrare nel Verona. Tu dal tuo punto di vista come l'hai vissuta? Ma io non ci ho mai creduto, se devo essere sincero, perché a Mino Raiola piace guadagnarli i soldi nel calcio più che metterli, quindi non credo che abbia di queste intenzioni. Poi dopo tutto è possibile nel mondo, lui è diventato più ricco degli imprenditori che fanno calcio facendo calcio, quindi può anche essere che un giorno si decida a fare un passo di quel tipo, ma mi sembrava azzardato accostarlo al Verona. Una delle cose più difficili, siamo in chiusura, comunque è quella di gestire un gruppo, e in quel caso se viene fatto fronte comune sicuramente è un'arma in più per l'allenatore, perché chiaramente poi i giocatori, raccontava una volta un direttore sportivo, in questo momento non faccio il nome, se alla fine non c'è unità di intenti fra le due parti, si infila da una bussa da un'altra porta, voglio dire, ed è lì che nasce poi il problema, no? All'interno dello spogliatoio. È logico, ma poi guarda, il ruolo del dirigente
almeno io lo interpreto così, alle volte bisogna essere concavi, alle volte convessi, no? Cioè ti devi sapere adattare anche alle persone con cui lavori e per cui lavori. La condizione che abbiamo noi è quella di dover far andare d'accordo tutti quanti, cercare di far andare d'accordo tutti, di lavorare in questo senso, quindi sia il qui abbiamo un vantaggio perché siamo talmente in pochi che sì, appunto. facciamo presto. Appunto. Direi che è una degna chiusura questa, no, perché volevo anche sottolineare il fatto che poi alla fine le due realtà venete che con le dovute proporzioni funzionano meglio, oltre alla vostra, in questo momento sono il Chievo, che ha una struttura societaria più che snella, e il Cittadella che replica quel... più che longeva, perché credo che il Sartori sia lì da 23 anni. Infatti stavo dicendo, quindi... alla fine Marchetti è qui da un sacco di tempo. Foscarini, un po' qualcuno, io scherzando l'anno scorso l'ho definito il Ferguson di Cittadella, che adesso sta ma un lo definiscono tanti così. Infatti alla fine poi ha preso piede, perché effettivamente 7 anni nella stessa piazza. Più 2 della primavera. Esatto, è tanto veramente. Tra l'altro, insomma, sono insomma, questo Veneto in movimento, chi da una parte, chi dall'altra, la speranza con cui vorrei chiudere, insomma, alla fine, cioè io vorrei tornare a vedere quelle realtà della fine degli anni 90, inizio degli anni 2000, quando c'erano 3 squadre in Serie A, e che ci potesse essere di nuovo questa centralità anche di questa regione che ha sfornato tanti talenti, insomma, che è ora che anche il tempo delle vacche magre finisca. Ripartendo anche però, mi permetti di fare questo inciso, dai settori giovanili che sono stati trascurati negli ultimi anni in generale, un po' in tutta Italia, ma anche nel Veneto. È il momento di ricominciare a pensare a un nuovo modello veneto, come è stato per le aziende, per le industrie qua nel nord-est. Anche nel calcio va investito molto in questo settore, a mio parere. Poi, se mi permetti, vorrei, visto che l'ho conosciuto direttamente questa sera, fare i complimenti alla famiglia Gabrielli per quello che ha saputo dare al calcio veneto, perché ho avuto la fortuna e l'onore di conoscere il papà. L'ho considerato sempre uno dei pochi gentiluomini che c'era in questo mondo, per cui avere questa serietà, questa linearità di comportamento, pertanto io credo che sia un onore, un vanto per il calcio veneto. Anzi, io credo, quando vedo Marchetti scherzando gli dico facciamo il cambio, io vengo là, tu vieni qua. Perché è un esempio, un modello, e credo che sia giusto. Il prossimo anno facciamo i 40 anni, ecco, quindi noi ci teniamo veramente, ho sempre detto anche a tutti, vogliamo essere in Serie B e fare i 40 anni della nascita del Cittadella, quindi dal 73, quando l'ha fatta il papà, e quindi festeggiare assieme questo bel traguardo di ininterrotta proprietà della società, con qualche vissuto, qualche socio che è entrato, il periodo di Pier Giorgio, che ha fatto mio fratello, che ha tenuto per tanti anni la presidenza o la vicepresidenza con il papà, che era sempre comunque il riferimento, il Deus ex machina, certamente di tutto e di tutti. Parlando del settore giovanile, sono anch'io convinto e stiamo veramente investendo parecchio in quell'area, e sono molto contento di come stanno andando le cose. Avete sfornato un giovane come Busellato, che sta facendo veramente da subito molto è partito titolare in Serie B del 93, e penso che ci saranno altre soddisfazioni del settore giovanile nostro, che sta andando molto bene. Abbiamo le squadre tutte posizionate nei primi posti delle classifiche. E questo è significativo. La primavera magari deve un po' riprendersi, ha avuto qualche assenza, però da quel punto di vista sono anch'io convinto che molto sforzo vada in questa direzione. Tra le altre cose mi pare che sia Fasolato, no? Sì, Lucio Fasolato. Allora, sia Fasolato che Marchetti sono stati i miei compagni di squadra, quindi no, mi fa anche Fasolato piacere. Sta lavorando benissimo, devo fare i complimenti anche a lui, perché è entrato bene nello spirito della società, e del secondo anno questo qui, ma sta portando dei bei frutti, e anche merito suo, perché ha insistito tantissime volte sul discorso del sintetico, e alla fine c'è riuscito. Alla fine abbiamo fatto lo sforzo economico, ma sta premiando davvero aver riportato tutte le squadre nel bacino del tombolato, ecco, questo. Diciamo tutti sotto controllo. Che lui ha avuto la fortuna, come me, di crescere in una società bellissima al tempo, che era la SPAL, dove il settore giovanile
era veramente il fiore all'occhiello, da dove sono usciti una marea di giocatori di qualità, e quindi credo che lui sia particolarmente adatto a portare avanti questo specifico settore nostro. Beh, in effetti poi tra l'altro con i 37 punti che avete, Andrea, non dovrebbe essere un problema raggiungere la salvezza, insomma, facendo gli scongiuri, però insomma mi sembra che sia indirizzato in un modo questo campionato, per chiudere il discorso. Direi che ci siamo sotto tutti i punti di vista. Prima raggiungiamo la salvezza e prima avremo anche modo di inserire degli altri giovani. Non è detto che non possiamo anche utilizzare la parte restante del campionato per vederli anche all'opera in prima squadra. Bene, siamo veramente in chiusura, abbiamo sforato anche con i tempi, ma insomma l'argomento era particolarmente interessante. Io ringrazio Mauro Gibellini, direttore sportivo del Verona, primo in classifica in questa settimana prima della pausa. Ringrazio anche Andrea Gabrielli per essere intervenuto, grazie a voi, lanciatissimo. Io mi auguro sempre che a fine anno di festeggiare magari 2 promozioni, che ne so, di squadre venete, perché ripeto, io vorrei vedere da appassionato sportivo di nuovo questa regione ai vertici, insomma, con i derby che poi sono il sale della competizione, insomma, perché tornare a vedere derby come Padova-Verona e Vicenza-Verona, insomma, avere 4 squadre in questa categoria, insomma, è un bel segnale anche per il futuro. Io vi ricordo la replica della nostra trasmissione alle 23:05 su Taxi TV, canale 683 del digitale terrestre, e poi tutta la settimana con il nostro sito internet www.padovagol.it, tutte le notizie su Padova, su Cittadella, ma anche sul calcio veneto, con uno sguardo sempre più approfondito. Grazie ai nostri ospiti e a risentirci alle prossime occasioni, e buon proseguimento. Grazie a te e buonasera a tutti. Buonasera. Scopri la nuova linea di trattamento Dermolab in tutti i nostri negozi Tigotà. Centro Benessere Columbus, centro specializzato e qualificato a vostra completa disposizione per trovare la giusta risposta ad ogni esigenza del vostro corpo. Piscine Columbus. Qui, oltre ai numerosi trattamenti di bellezza viso e corpo proposti, potrete associare rilassanti sedute in saune finlandesi e bagno turco in un ambiente esclusivo. Trascorrere piacevoli giornate tra le calde acque termali delle piscine e vasche idromassaggio, assaporando la meravigliosa sensazione di star bene con il proprio corpo e la propria mente, ritrovando energia e vitalità. Aperto tutto l'anno, anche fino a tarda sera. Piscine Columbus, Abano Terme Padova. Per informazioni telefono 049 8601 555 o 049 8600 744.
Gio Patuzzi presenta le nuove collezioni. Da 30 anni il gioiello Gio Patuzzi fa innamorare ed emozionare. Dalla migliore tradizione orafa nascono gioielli raffinati ed esclusivi. Li puoi trovare nel negozio di via Valsugana a San Giorgio in Bosco, Padova. Non perdete tempo, per la prima volta le grandi firme dell'arredamento con i mobilifici Rampazzo Severino mettono a disposizione per il 2012 un fondo incentivi sull'acquisto del vostro arredamento. Vediamo un esempio. Cucina Total White con ante laccate lucide, piano di lavoro e vasche in agglomerato di quarzo, elettrodomestici a basso consumo energetico, dal prezzo scontato di 8.700 meno l'incentivo di 3.000 euro, può essere vostra a soli 5.700 euro. E allora affrettatevi, vi aspettiamo a Campodarsego, Piove di Sacco e Rovigo.